Letture per l'ottava de Pasqua o Domenica in Albis, da i quattro Vangeli de Matteo, Marc, Luca e Giovan, a cura del Circolo Filologico Milanese 1995. Leggiamo dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 31. Dal Vangelo secondo San Giovan. La sera degli stessi dì e il prim dopo del sabato, intanto che i porti del posto dove stavano i discepoli erano sarà, per la paura che avevano di Giudea, arriva Gesù e si ferma in mezzo a loro e la di passa via alter. Dopo che la di questo, il gamostra i man e il custà, e i discepoli giuiven a vide il Signore. Gesù e il gadì de neuf, passa via alter, come il padre e il mamma da mi, anche a mi ve mandi via alter. Poi la mandai soffia su de loro e la dite, ricevi il Spirito Santo, a chi remettari pecca, che sarà remis, e a chi non remettari, che sarà minga remis. E il Tomas, vun di Dudes, che chiamavano Didim, l'era minga con loro quando arriva Gesù. Gli altri discepoli allora han detto, «En visto il Signore!» Ma lui fa, «Se vedi minga in di soman e sen 18, e metti minga il dito in del post 18, e metti minga la mia man in del suo custà, che credi no.» Vot di dopo, i discepoli erano a Cadeneuf, e con loro era anche il Tomas. Che arriva Gesù, i porti erano sarà, e la di passa via alter. Poi il gadì a Tomas, met chi è il tuo dit, e guarda i miei man, disten la tua man e mettila in del me custà, te chiede di smettere di credere no, te chiede cret. Tomas gli ha risposto, è il mio Signore, è il mio Dio. Gesù gli ha detto, te credu perché te m'hai vedu. Beati quei che crederanno anche senza aver visto. Gesù l'ha fatto tanti altri segni in presenza di suoi discepoli, ma in minga sta scritto in di quel libro chi. Questo invece in sta scritto al fin che credi che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché cul cret gabbiu la vita in del suo nome.